Trieste è nata e vissuta in funzione di lontani mercati d'oltremare e di un entroterra anch'esso lontano, collocato nel cuore dell'Europa, per cui la sua dimensione è andata oltre il suo esiguo territorio. Anzi, si può dire che il suo vero territorio si sia trovato al di là del mare ed al di là delle Alpi, in una dimensione senza frontiere, ricca e vitale, ed in cui si sono mescolate razze e religioni, in una fervida stagione di incroci e di civili convivenze. Una città di mercanti abili ed illuminati e di solida gente di mare, e che visse il suo periodo più fiorente sotto un'imperatrice d'Austria, Maria Teresa, che doveva avere anch'essa idee molto chiare sul commercio, oltre ad un preciso ed attento senso urbanistico.